Tradizione veneta e identità del Basso Piave nella manifestazione promossa dall'associazione Grill Basso Piave presso l'Istituto Toti di Musile. Giovanna Serena. Una giornata di unione tra natura e riscoperta delle vecchie tradizioni, quella che si è tenuta nella giornata del 13 aprile, all'insegna del rispetto dell'ambiente e del passato. Un evento tenuto dall'Istituto Enrico Toti di Musile di Piave nell'ambito del progetto didattico alla scoperta dell'identità del Basso Piave e promossa dall'associazione Grill. Una manifestazione che ha visto grandi e piccoli unirsi in una giornata promotrice di scoperte folcloristiche per la valorizzazione di tutto ciò che ha costituito il nostro passato e creato le basi del nostro futuro. Il soldato che tutta la notte ballò, vide tra la folla quella nera signora, vide che cercava lui e si spaventò. Il progetto intende infatti promuovere l'osservazione e la conseguente esposizione dell'identità territoriale che dall'antichità fino ai nostri giorni ci è stata trasmessa dal territorio. Gli alunni della scuola media e delle scuole elementari di Musile di Piave, nel corso della giornata, hanno assistito ad una dimostrazione pratica relativa all'utilizzo della trazione animale e del famoso trasporto pesante rapido. Corri cavallo, corri ti prego, fino a Samarcanda io ti guiderò, non ti fermare, vola ti prego, corri come il vento che mi salverò. Oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh. La storia del cavallo agricolo da tiro risale ai primi anni dello scorso secolo, quando il cavallo era particolarmente utile come forza motrice trainante nei lavori svolti nelle nostre campagne e per il trasporto delle merci. Una dimostrazione nella quale è stata offerta anche una rappresentazione riferita alle attività che venivano svolte nelle nostre campagne nel medesimo periodo storico, dai tradizionali ritrovi nelle case delle madri di famiglie allo svolgimento di piccoli lavori domestici che facevano scorrere il tempo delle massaie in attesa del ritorno dei propri uomini dal lavoro. Soldato, io non ti guardavo con malignità, era solamente uno sguardo stupito. Un'osservazione diretta su quella che la generazione passata viveva, dalle mansioni di ogni giorno ai valori che rispettava e che ha permesso ai cittadini presenti all'evento una riflessione su quelle che sono state le origini del nostro territorio e della società di oggi. Non è poi così lontana Samarcanda, corri cavallo, corri di là, ho cantato insieme a te tutta la notte, corri come il vento che ci arriverà. Oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh.